Signori, dopo continui mesi di domanda su questa benedettissima maglia Napoli, perché avevo perennemente ogni mese commenti Napolis, ma la quarta maglia da gara ci sarà quest'anno? Io voglio comprare la quarta maglia perché è quella più speciale. E finalmente oggi, grazie a fanpage.it, posso darvi la risposta. Sì, ci sarà la quarta maglia e ve la presento subito. Anzi, già l'avete vista in copertina, ma in copertina c'era il nuovo bomber della SSC Napoli. Nessuno lo sa ancora, non lo sa nemmeno Aurelio, ma sto per firmare il contratto. Io sto per firmare il contratto con la SSC Napoli. Aurelio non lo sa, ma quando mi dovrà fare un bonifico in più si domanderà: e questo Antonio Nappi, chi cazzi è? Insomma, a parte gli scherzi, questa è la nuova maglia da gara. Signori, non si chiamerà quarto kit, maglia gara, special di qua, ma si chiamerà Partenope. Perché si chiamerà Partenope, ragazzi? Perché quest'anno ricorre la celebrazione dei 2500 anni proprio della città di Napoli, di Partenope. E posso cogliere l'occasione per fare i complimenti e gli applausi alla figlia di Aurelio De Laurentiis, Valentina, perché su queste cose, ragazzi, lei è sempre puntuale, è sempre precisa. Se non è restata la maglia bianca della passata stagione con il Vesuvio sullo sfondo proprio ad identificare la SSC Napoli insieme alla città di Napoli, che sono tutt'uno. Grazie, cara Valentina, ma andiamo a leggere quello che ci dice fanpage.it per quanto riguarda proprio questa maglietta, perché c'è anche l'emblema della città di Partenope su questa maglietta. Vi ricordo, questo è un concept, non è la maglietta definitiva come ci spiega fanpage.it, perché potrebbe ancora cambiare, potrebbe addirittura essere aggiunto qualcosa di veramente significativo, per questo si chiama Partenope la maglia. Comunque, dice fanpage, il Napoli si prepara ad indossare una maglia speciale il 14 aprile in occasione del match contro l'Empoli per celebrare i 2500 anni della città. In occasione dei 2500 anni della città, proprio della fondazione della città di Napoli, il Calcio Napoli ha deciso di omaggiare la sua terra con una maglia speciale. Proprio su questo si è soffermata oggi la redazione di fanpage.it. Una maglietta ad hoc per i 2500 anni della città. Il Calcio Napoli si prepara a svelare nei prossimi giorni e che vedrà il suo debutto il 14 aprile nel match dello stadio Diego Armando Maradona contro l'Empoli. Un omaggio alla città che il prossimo 21 dicembre compierà 2 millenni e mezzo e che già da settimane sta organizzando diverse iniziative cittadine in attesa del compleanno vero e proprio del giorno del solstizio d'inverno. Massimo riservo naturalmente da parte del Calcio Napoli sui dettagli della maglia. Fonti vicine a fanpage.it parlano di un motivo che rappresenta il movimento ondulatorio del mare, composto da onde di vari tipi di azzurro, da quello più chiaro a quello più scuro, e ora dopo l'andremo a riguardare. Nessun dettaglio è stato anticipato. La produzione, del resto, attenderebbe l'ok definitivo che arriverà nelle prossime ore, ma pare quasi scontata la presenza di una sirena o del golfo, magari stilizzato con il Vesuvio alle spalle. Ritorno a farvi vedere la maglietta perché, ragazzi, questa è una maglietta che veramente potrebbe essere qualcosa di clamoroso. Io vi rifaccio rivedere l'immagine con Romelu Lukaku che si vede abbastanza bene la maglietta. Lo vedete questa ondulazione, queste onde, no? Che simboleggiano proprio il mare di Napoli, di Partenope. E molto probabilmente, come ci dice fanpage.it, ci dovrebbe essere la sirena. Mo vediamo se è stilizzata. Secondo me vi ricordate un po' la maglietta del bacio per San Valentino, la San Valentino Edition. Io penso che qui si possa mettere una sirena. Ora staremo a vedere
se sarà proprio Partenope stilizzata, oppure qui sotto e aspettate, forse ce la dovrà avere la seconda maglia della passata stagione, che ce l'ha Diego. Un attimo la vado a cercare, Eccola qui, l'ho trovata, voglio. Vi ricordate? Che dietro c'era il Vesuvio. Io penso che il Vesuvio venga stilizzato ancora di più, perché poi sotto c'era la città di Napoli. Questa già fu un grande omaggio da parte della figlia di Aurelio De Laurentiis. Tanto vi faccio vedere la maglietta di Diego, anche questa, ragazzi, official 5 anni. L'unica cosa che potrei dire alla SSC Napoli, quando fate queste rifiniture, sì, sono stampate, perché sono stampate queste qui dell'Armani, ma porca miseria, questa MSC me la fai stampata a caldo e non nella maglietta così, perché sembrano le magliette finte, però sono quelle originali official SSC Napoli queste qui. Comunque, a parte questo, vedremo questo Vesuvio dietro, questa sirena che canta, oppure metteranno tutte e due la sirena che canta al golfo. Sarebbe, guardate, sarebbe veramente qualcosa di clamoroso. Di sicuro prenderò la maglia. Anzi, non so se a tutela della maglia su Twitter X ha già postato qualcosa, non credo, però loro sono sempre quelli più aggiornati, no? Rispetto alla massa. Bene, Twitter X qui non ce l'ho su questo telefono, ma cercherò ragazzi. Io continuo a ribadire, è un grande omaggio, un attimo, a tutela della maglia, vediamo un po', a tutela della maglia. Twitter, vediamo loro se hanno già messo qualcosa, perché a tutela della maglia, ecco qua, c'è su Twitter X, qualcosa ho intravisto ragazzi, vediamo un po', dove sei, perché ci sono cose del 2023, non ho capito, vediamo se c'è anche il link, forse mettono tutto sul link, in tutela della maglia, mettimi Instagram, vediamo un po' se su Instagram hanno già messo qualcosa anche loro, perché come vi ho detto, loro sono quelli più attenti proprio a questa cosa. E qui già vedo qualcosa, se me la fai aprire per piacere. Non me la fa aprire, non me la fa aprire, però c'è questa maglia, ma non credo che sia la maglia ufficiale di quella lì che si parlava oggi, quindi no ragazzi, non c'è nulla, non hanno ancora messo nulla loro. Strano, perché di solito tu mi dici accedi a Twitter X su questo tablet, perché ti dico non voglio accedervi. Comunque, a parte questo, bello il progetto, bella la vista, se riescono a fare questa vista del golfo, magari già con la sirena e con tutto. Ribadisco, grazie a Valentina De Laurentiis, perché finalmente qualcuno prende a cuore le sorti di questa città. Finalmente c'è questa identità anche della SSC Napoli con Napoli stessa, e questa non è una cosa scontata, non è una cosa scontata, basta guardare Inter e Milan, che secondo me non ci hanno mai pensato a mettere la Madonnina sulla maglia. Questo però ti dà la possibilità di farlo, perché sei tu che ti produci le magliette. Questa è stata una bellissima iniziativa di Aurelio De Laurentiis, a dire io mi prendo lo sponsor di Armani e poi me la faccio io la maglietta. Questa è stata una bellissima cosa. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate della nuova maglia Partenope. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao, ci vediamo alle ore 18 per parlare un po' di calciomercato. Ciao.